Amici bellini, con calma, con molta calma, parliamo di questo billing perché ovviamente ieri nella commozione generale della situazione Kvara arriva questo here we go sul nuovo centrocampista che non fa più arrivare Casadei e quindi ne dobbiamo parlare perché cambia molto anche nelle liste. Cominciamo. Incasso i vostri commenti, tanti, sul video di ieri. Qualcuno ha capito, qualcuno no, qualcuno resta della propria idea. Io non posso far cambiare idea a nessuno, non ho intenzione di farlo. Benvenuto Gianluca Pecovela o Pecovela, benvenuti, magari iscrivetevi al canale se vi va, perché domani ci sarà conferenza di Conte e sarà la conferenza più importante della stagione, ovviamente, perché il caso Kvara tiene banco e terrà banco e divide il tifo, tutto l'ambiente. Io non voglio farvi cambiare idea, ognuno resti della propria idea. Io ho solo il dovere di portarvi un secondo punto di vista, perché c'è un punto di vista dominante che sta andando avanti sulla base di speculazioni o sulla base di cose che dal mio punto di vista non sono neanche vere. Cioè, Kvara sta giocando male, Kvara è nervoso, forse sono anche d'accordo che si vede che non è sereno come a 21 anni, senza un figlio e senza pressioni addosso. Questo lo condivido, che può stare un po' più nervoso. Però altre cose, Conte lo ha odiato e l'ha sostituito perché ha fatto quel tiro contro il Venezia, è una speculazione che non sappiamo. Di conseguenza accantoniamo un attimo il discorso, ci ritorno con una chiosa a fine video per chi avrà la pazienza di ascoltare, e parliamo di billing. Perché ci spostiamo, perché la prima cosa, il commento generale, io stesso ho detto billing, lo scontrino in America, il billing così, the bill, visto che esce un nome che viene dall'Inghilterra e che in pochi conoscono, tutti quanti, ecco qua è tornato Dendoncker, il nuovo Dendoncker, eccetera eccetera. Non me la sento, non conoscevo il calciatore, ovviamente ho guardato degli highlights e ci sono degli highlights delle skill di billing, delle azioni. Ovviamente gli highlights, ricordiamocelo, sono i momenti migliori di un calciatore, non ci sono i momenti peggiori. C'è chi si diverte a fare anche gli edit dei momenti peggiori, vedi i momenti la caca, vedi alcune altre cose su Vlahovic per esempio, su billing io non lo cerco nemmeno i momenti peggiori. Sta girando un video dove dagli spalti dicono sei patetico in un'azione dove non aveva fatto pressing, ma mi sento di dire da quello che ho visto che non è Dendoncker, perché su Dendoncker quando abbiamo visto gli highlights abbiamo visto un ragazzone che fisicamente ci sta, che ti può fare il colpo di testa, che si può mettere là a fare schermo davanti alla difesa o in difesa, ma non abbiamo visto, anche volendo, anche cercando i momenti migliori di Dendoncker, non trovi un'accelerazione, un tiro che va, grandi tiri che finiscono in porta oppure aperture illuminanti, non le trovi perché non sono nelle sue caratteristiche. Di billing penso si faccia apprezzare il fatto che ha propensioni al gol, è grosso, ma veramente grosso, perché qua parliamo di 6.4, quindi siamo a 1,92 m, 1,93 m, 28 anni, quindi nel pieno della sua maturazione, e questo ci riporta al discorso delle liste e lo riaffrontiamo. Mancino, ecco, molti stanno dicendo si accosta a McTominay, io lo accosto ad Anghissà. Con gli amici, con l'amore, con la cultura, con la passione, con le passeggiate, col volontariato, col parapendio, con la bicicletta, con gli scacchi, col pattinaggio su ghiaccio, con un bicchiere di vino buono, con una bella serata con gli amici, con una pizza in compagnia, con un arancino piuttosto che con un tortello di zucca. Come movenze, qualcuno ha detto Loftus-Cheek, ci può stare come comparazione, anche perché la fase difensiva forse non è la sua caratteristica migliore. C'è stato un periodo in cui lui era bravo proprio negli inserimenti e nella conclusione, nella finalizzazione, quindi è un altro che dovrebbe avere gol nelle gambe quando gioca. Billing nell'ultimo anno ne ha giocate pochissime e quindi ecco perché arriva un prestito dove poi se te lo vai a riprendere, cioè dovrebbe esserci l'opzione di prenderlo e non un obbligo di riscatto intorno ai 10 milioni, insomma è un panchinaro.
posso tranquillamente sbilanciarmi nel dirvi che è un panchinaro. È un'alternativa ad Anguissa, un'alternativa anche a McTominay da mettere un tuttocampista. Se vediamo, io qua avevo fatto, lasciate perdere, il confronto con Kvara non va bene. Kvara è in blu e lui è in verde. Ha più senso fare un confronto con Anguissa, con i centrocampisti, e vedete c'ha più fase offensiva, il verde e Billing, più fase offensiva di Anguissa, un po' più di creatività, qua dice addirittura un po' più di tecnica, qua io mi mantengo prudente su un po' più di tecnica rispetto ad Anguissa, simile la fase difensiva, a livello tattico un po' meno, forse un pochino più da inquadrare, ecco, tatticamente. Perché vi dico tuttocampista? Perché se andiamo a vedere l'hitmap lo vedete un pochino toccare palloni dappertutto, non ne ha giocate molte, quindi un hitmap scarna. Se torniamo indietro con gli anni, vedete aumenta, però proprio veramente a tutto campo. E più torniamo indietro, vediamo che spesso, vedi, sulla zona sinistra, lui è mancino naturale. Quindi a me è sembrato di vedere in alcune azioni delle sue azioni migliori l'Anguissa mancino. Guardate quante ne tocca qualche anno fa. Mica male. Quindi assolutamente non è Dendoncker. Mettiamo le cose in chiaro. È un giocatore che ti potrà tornare utile nei finali di partita, o magari nei famosi raffreddori, là si dovrà vedere, però è uno bello grosso che magari si può far valere di testa, anche se leggo che non è la sua caratteristica migliore. Idem Anguissa di testa, no? Lo sappiamo, Anguissa molto spesso nel contrasto alle volte si sposta, pur essendo grosso fisicamente, di testa la testa non è la sua specialità, quindi l'essere alti non sempre significa essere bravissimi di testa, però di base, quando uno viene dal campionato inglese, io tendo a essere moderatamente positivo rispetto al suo impatto che può avere nel campionato italiano. Ora però ci spostiamo per vedere la situazione, visto che una bellissima copertina del mio collaboratore Matteo su Casadei, tutto in fumo, perché pare che non ci siamo trovati con le richieste del Chelsea e la volontà del Napoli. Intanto Casadei ti risolveva un problema di liste, perché Casadei poteva entrare come under e quindi non ti avrebbe dato problemi. Esce Folorunsho sostituito da Casadei e hai il posto per far entrare Danilo. In questo momento il posto per far entrare Danilo non ce l'hai. Spieghiamoci bene. Esce Folorunsho, ok? È uscito Caprile, qua lo consideriamo scuffè, devo aggiornare il tutto. Si continua a parlare Rafa Marin più in zona Villarreal che Como, anche se il Napoli potrebbe preferire il Como per farlo giocare in Italia. Comunque via Rafa Marin, che però non occupa un posto, Zerbino non occupa posto, quindi non ce ne frega niente. La situazione è che al posto di Folorunsho entra in questo momento Billing, che ricordiamo è danese, anche se ha cittadinanza, anche se non sbaglio, nigeriana. Però non occupa un posto extracomunitario, perché il discorso sugli extracomunitari lo abbiamo fatto e ve l'ho spiegato. Si è creato un pochino di confusione anche su Zergova, che Kosovo però è nato in Germania, quindi Zergova potrebbe venire in teoria. Però in questo momento al posto di Folorunsho ti entra Billing e non cambia niente. Se vuoi sostituire Rafa Marin o prendi un difensore giovane, giovanissimo, che non se ne sta parlando proprio, oppure se vuoi prendere Danilo devi fare posto. E come lo fai posto a Danilo? Togliendo un altro over. L'altro over che sta uscendo è Kvara. Quindi quando parliamo di Kvara in uscita, poi viene Asensio, poi viene Zergova, poi viene Chiesa, poi viene la Santa Maria Goretti. In questo momento, se il Napoli vuole prendere Danilo, se la priorità è Danilo e affiancare Danilo a Juan Jesus come panchinari, perché ha detto di no a Skriniar, come i panchinari per Buongiorno e Rachmani, in questo momento il Napoli può sostituire Kvara con Danilo. E se deve venire uno al posto di Kvara, parliamo di nuovo di Asensio, parliamo di una serie di discorsi, ci divertiremo moltissimo. Adesso il discorso Kvara lo chiudiamo, però può entrare al posto di Ngonge, è l'unico altro che può liberare uno spazio, e quindi tu ti levi Ngonge e a quel punto puoi sostituire ma leviamolo Kvara, che serve, abbiamo dimostrato che si può fare a meno, e quindi ci metti Danilo qua e al posto di Ngonge ci metti un Ondoye del Bologna, ci metti Chiesa, quello che vuoi tu, lo prendi e lo metti qua al posto di Kvara. Tanto Kvara è un giocatore normale,
tanto Kvara è più un problema che un altro, tanto lo devi approfittare adesso perché il prezzo eccetera eccetera. E questa è la situazione delle liste, quindi ci siamo incartati senza alcun dubbio, e sono molto amareggiato perché al di là dell'affetto, al di là del mio essere bambino, che ogni tanto ho il diritto di essere bambino, ogni tanto ho il diritto di affezionarmi a un calciatore, se no diventiamo veramente bianconeri, vale solo il risultato, non ce ne frega niente dei giocatori e va bene. Al di là di questo, la mia considerazione è strettamente pratica. Tu questa situazione la dovevi risolvere prima, e lo abbiamo detto per 1 anno e mezzo. E questa situazione la dovevi risolvere prima. Se ti scoppia in casa il caso Kvara a gennaio è inaccettabile, e io non vedo l'ora di ascoltare Conte. E lo sappiamo che dirà e diranno: questa è la conferenza, si parla solo di campo, non si parla di assolutamente di mercato. Conte ha già detto che non parla di mercato. Ma mi devi spiegare perché Kvara ieri si allena ed esce la foto dell'allenamento, oggi esce miracolosamente il report dell'allenamento, cosa che il Napoli non fa uscire più da quest'anno. Il Napoli non ce lo ha mai fatto sapere. Il report dell'allenamento lo abbiamo saputo per indiscrezioni durante la partita, poco prima della partita. Adesso miracolosamente veniamo a sapere che Kvara ha un affaticamento muscolare. Politano ha recuperato e Kvara ha un affaticamento muscolare. Quindi quando io torno indietro e penso agli allenatori del passato, anche un Garcia, io me lo tengo stretto perché mi ha fatto capire una cosa che altri allenatori non me l'hanno detto: l'infortunio di mercato. È un modo che Garcia ha utilizzato per spiegarci alcune dinamiche che esistono. Ora poi mi devono anche spiegare se l'infortunio di mercato è la società che lo stabilisce o è il giocatore che lo stabilisce. Cioè il giocatore dice sono affaticato, e che fa la società? Non controlla, non ti fa degli esami e ti dice stai benissimo, vai in campo, vai in panchina. Quindi sono tutte speculazioni. Decidere se è il ragazzo che non vuole più andare in campo, se è la società che non vuole portarlo in campo perché poi se si infortunia o se peggiora il suo infortunio, se tu lo stai vendendo, come si fa? Di conseguenza ognuno resta della propria idea. Io non posso portarvi un commento sulla situazione per farvi piacere o per prendere un like in più. Io vi devo dire quello che penso, costi quel che costi, insomma. Posso far pigliare collera a qualcuno, non mi interessa. È l'unica opportunità che ho per bilanciare quello che gente con piattaforme più importanti che arrivano nelle case e nelle radio di tutti i napoletani tutti i giorni, a tutte le ore possono portarvi dei discorsi. Io nel mio piccolo devo dire quello che penso. E penso che rinunciare a Kvara così a gennaio sia una follia, e peggio è se poi non si fa, se poi non si arriva a un accordo. Rischi la situazione Allan, rischi la situazione Osimhen, perché nel frattempo tu hai scoperchiato una situazione dove il ragazzo se ne vuole andare, e anche lì sono tutte speculazioni. Non ho sentito Kvara dire come Osimhen disse, perché Osimhen lo disse: io ho già deciso il mio futuro, e altrove Kvara non l'ho mai sentito. E quindi lui se ne vuole andare, lui vuole andare in Francia, e se poi le società non si mettono d'accordo ti resta un giocatore scontento che se poi gioca tutti gli occhi addosso, e al primo tiro forzato gli cade una pioggia di fischi addosso, perché li ho letti i commenti: ma che ce ne fotte di Kvara? Come sta Olivera? Domanda legittima, come sta Olivera, ma la premessa che ce ne fotte di Kvara mi sembra alquanto ingenerosa. Di conseguenza male, la gestione è stata tremenda. Arrivare con questo problema da primo in classifica a gennaio, invece di tu in qualche modo dovevi fare in qualche modo, non esce uno spillo, non ti permettere, qua sta magari non lo aggiungiamo nemmeno la clausola, quanto vuoi per farti questi altri 6 mesi e basta, e poi a giugno ne parliamo. E invece no, avete preferito fare il solito giochino dove metà della piazza si scaglia contro il calciatore perché abbiamo rinunciato a Maradona, figurati che me ne fotte di Kvara. Facciamo così, a cuor leggero li lasciamo andare tu, o li accompagniamo noi, perché questa è la cosa, li devi accompagnare tu col pulmino, e vediamo come lo sostituisci.
perché a quel punto mi devi spiegare come lo sostituisco. Con Doie, con Chiesa, con Rashford, con Asensio o con Zerbin, o con un nome che ancora non è uscito, perché Billing esce in 24 ore, esce il nome e si fa, quindi può essere che ci siano delle cose che noi non sappiamo e che non veniamo a sapere. Veniamo a sapere, guarda caso, solo le situazioni che dividono e che spaccano la piazza. Io ho bisogno di sentir parlare Conte, ho bisogno di guardarlo negli occhi e di capire se lui è stato lui a dire toglimi Kvara da mezzo, se lui è contento di perdere Kvara a gennaio, se lui è sereno rispetto alla sostituzione di Kvara in questo mercato che abbiamo chiamato di riparazione. E se vogliamo fare i tipi, non c'è niente da riparare, perché se non vuoi toccare gli equilibri, le ho sentite tutte, non vuoi toccare gli equilibri, siamo prima in classifica, che fai? Tocchi gli equilibri e poi ti vendi Kvara. E allora, se non c'è niente da riparare, non c'è neanche niente da distruggere. Sulle prestazioni di Kvara ne ho parlato troppe volte. Chi è convinto che Kvara stia giocando male resterà convinto di ciò, perché avrà alcuni addetti ai lavori che gli daranno manforte sotto questo punto di vista e continueranno a dire ma non è quello che va benissimo. Io resto purtroppo per me della mia idea che Kvara magari non è quello di Spalletti, ma questo non vuol dire che non sia un giocatore fondamentale che ti può dare una grossa, ma anche un Kvara al 70%, pensi Kvara 100% quello di Spalletti, anche un Kvara al 70% è un giocatore preziosissimo, secondo me tra i più forti che abbiamo. Come il più forte? Sì, secondo me in potenziale è assolutamente il più forte in assoluto. Ma anche quando non sta in grande forma è un giocatore che ti sposta gli equilibri, che mette le difese avversarie in tensione e ti sposta. Diceva Sarri, auguri a Sarri, Gulam è un sistema di gioco, non è un terzino. Kvara non è un'ala, è un sistema di gioco. Ci aggiungiamo perché in questo momento la Champions League ha postato Kvara Boller, un bel reel, le sue cose di Champions, e lui l'ha ripostato ovviamente come storia, a ricordarci insomma quello che era stato capace di fare nei momenti di grande forma. L'importanza di avere una piattaforma, mi viene in mente adesso, è che tu qualche opinione la sposti, e mi riferisco a Umberto Chiarino. Tu qualche opinione la sposti perché stai in radio 24 ore al giorno, perché è la trasmissione più seguita, tu le sposti degli indecisi, li convinci, e quindi hai una grossa responsabilità. Io non ho questo potere perché il mio range è limitato, però il mio dovere è dare a qualche altro indeciso un'altra chiave di lettura che non sia quella mainstream. Poi il tifoso ha il diritto di farsi la propria idea e di continuare a portarla avanti. Però se arriva solamente una opinione, e cioè che Kvara è normale, vedi Auriemma, adesso anche Chiarillo giustamente, perché seguono la folla, no? Cioè seguono quello che fa più comodo alla società. Io ho il dovere di portare all'attenzione di chi ascolta un'altra opinione, una seconda opinione contrastante che vi faccia che vi dia la possibilità di ragionare. Poi ognuno si fa la propria idea. E avere Kvara e Neres era un lusso che evidentemente non ci possiamo permettere. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vi abbraccio e vi bacio. Fatemi sapere cosa ne pensate di Billing. Per me è un buon panchinaro. Avrei preferito Casadei per una questione di futuribilità, è una questione di liste, e invece andiamo su giocatori pronti subito, che prendono. Billing prenderà per 6 mesi più o meno lo stipendio che prende Kvara da 3 anni, e con questo penso che abbiamo detto tutto.